Ma sì, dai, ho deciso, a titolo così commemorativo vado a pranzare a Krk. Vedi, bisogna passare quel ponticello là, lo vedi in fondo? È un ponte lungo 3 km. Bisogna anche pagare adesso, non si pagava una volta, va bene, dai, fanculo. Tutto bello, però ragazzo, non si poteva più tornare indietro, 6,26 euro per passare, porca puttana, vabbè dai, chi se ne frega dei 6,26 euro, freghiamocene del paesaggio di dove andiamo a mangiare adesso. Cacao, meravigliao, però effettivamente quanto mi sei costato, ta morti i cani, come si dice da mestre parti mie. Quella, buongiorno Italia, buongiorno un cazzo, 6,26 euro, vai mona. Vabbè, in cambio questo è il ristorante. Controllare però com'è la vista al ristorante, se ho fatto giusto, ok, va bene. E dove pranzo oggi? Sbam! No, niente sbam perché sono un po' in pendenza, è sempre così con in pendenza. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo, 6,36 euro, dai fioi, porca troia! A sto punto, boh, non so neanche se fare un giretto a Kirko, no? Boh, a sapere. E che cavolo c'è a Kirk? Cioè, sono già stato, sono delle belle spiazzette, sì, che te le ho anche già puntinate, vai a vedere sul sito delle puntine www.cumpra.it, no, www.lepuntinedelmondo.it e clicchi estero Croazia e là ti trovi quelle spiazzette strafighe. Tu mi dici, Yuri, va che là ci sono i camper, no, è campeggio quello. Guarda sto qua che forte, si è attaccato alla macchina a sta specie di roulotte camper, ha la stessa forma di un camper, qua mansarda e tutto. No, non mentiamoci, non riesco a godermi sto stupendo panorama a causa di quei 6,36 euro di pedaggio, proprio mi bruciano, mi suonano, cioè li percepisco come una multa, come una punizione, ma per un qualcosa che non ho fatto, no? E quindi provo questo senso proprio, cioè mi mette depressione ste robe, perché tu stai là a non buttare via soldi, a risparmiare, cioè no, tanto a risparmiare, a non sprecare, capito, andare via a velocità giusta, prendere le salite giuste, sfruttare le discese, tutte quelle piccole cazzatine e dopo bam, 6,36 euro, 13.000 lire, così. E io dico a me stesso di non pensarci perché guarda dove sto pranzando. Però cioè, io non li ho mai pagati i soldi per passare il ponte, è proprio una roba nuova, insomma, cazzo. E in più, aspetta, ci saranno da pagare anche per uscire, cioè, mi costa più di un ristorante in Montenegro, in Albania, ma veramente? Ma di quelle mangiate a meno di 10 euro ti facevi, eh? Ho poco da chiamarmi Singano, se sono sempre gli altri che derubano me. Lo Stato e autostrade, tutte ste robe, porca troia.
ragazzo, lasciamo questo angolo di paradiso da 6,36 € dove che arriva i camper da Sky che fanno carima e andiamo in direzione Morosa, dai via. ECP ovviamente. Beh dai, almeno l'uscita non si paga, dai, vai in mona anche loro. Per la cronaca il ponte è lungo 1400 metri, no 3 km. Chi è che mi aveva detto 3 km? Va bene, dai. Guardati il Panoramation da 6,36 €. Eccolo là, del lusso. I panorami da Sky gentilmente offerti dalle Puntine del Mondo. Le Puntine del Mondo è un canale derubato. Porca troia. Oddio ragazzo, tutta discesa, guarda, non sto toccando l'acceleratore, siamo ai 65 perenni. Da Krk, direzione Trieste. A me non piace sinceramente passare per Trieste perché è sempre pieno di caos, di traffico, e fabbriche, porti, però vabbè, quella è la strada diciamo più corta, se no dovrei allungare per il piffero. E poi insomma porto anche il camperino a visitare un po' i suoi paesi natali perché è targato Trieste il mio camper, no? Il mio camper viene da Muggia, provincia di Trieste, e si è fatto tante di quelle salite, povero lì, che cazzo è stato battezzato alla ripidità proprio. L'ultima volta che sono stato in Croazia era proprio a Krk e ci sono stato con la moto, con la brutale. C'era molto più traffico, mi ricordo stavo per andare in una spiazzetta che avevo trovato con Google Maps, no? Per fortuna ho deciso di parcheggiare la moto per studiare la situazione. Sono arrivati dei tedeschi col pick up, mi hanno chiesto se volevo un passaggio, io ho detto sì grazie, mi hanno portato loro. Una strada da panico, tutta di sassetti, senza guardrail, incredibile. E là ovviamente spiaggia quasi deserta e c'era il motivo, insomma, no? Non avendo neanche internet non so neanche se mi conviene fare il gasolio in Croazia o in Slovenia, cioè non so quanto costa in Croazia. Eventualmente posso fermarmi un attimo, vedere quant'è in cune, fare il calcolo che 100 cune sono più o meno 15 € e quindi 10 cune 1,50 €. No, qua il gasolio è 1,40 €, mentre in Slovenia è 1,18, 1,20, quindi andiamo in Slovenia, vai mona, anche perché ho metà pieno, più di metà pieno. Sì, no, guarda, per principio, per i 6,36 € che mi avete inculato, ecco, vaffanculo. Onde strada, gain, tananana, Se detto in italiano fa un altro effetto, però insomma dai, era più per un discorso di copyright. Aspetta perché qua tagliano le vocali, praticamente Trieste qua è scritto TRST, quindi probabilmente KRK da noi è Chicchirichì o qualcosa del genere. Ok Italia, io praticamente sono arrivato, mancano 173 km al CP. Chissà se dalla Croazia alla Slovenia c'è la dogana che ti fermano. No, perché dall'Italia alla Slovenia no. Boh, adesso vediamo, così ti dico, ci togliamo anche sta curiosità qua. E ringraziando qualche Dio mi ha fatto uscire da quella specie di autostrada perché mamma mia non sopporto proprio quelle strade lì, mi annoiano, cioè mi piacciono vedere i paesini, le cose, che vedi tutte le robe tipiche, se no che senso ha andare in giro? Cioè allora vuol dire spostarsi, ovviamente per me no? Come l'ambiente è circostante, guarda, si sta già slovenizzando perché siamo vicini alla Navigator, guarda. Vedi, siamo già vicini al confine con la Slovenia, no? E allora tutto si sta slovenizzando, si sta slavizzando. Voglia di vedere il CP, che povera anima, cioè un mese passa con mia nonna, sarà no obesa di più, dovevo metterla a dieta, povero cane. Ecco qua che tra un po' colmiamo le lacune, cioè non le lagune, non dobbiamo fare una bonifica, no, colmiamo le lacune nel senso che riempiamo, nel senso che vediamo un attimo i dubbi che avevamo in merito alla dogana, se c'è la dogana, ossia se c'è da fermarsi tra la Croazia e la Slovenia. Secondo me sì, fammi vedere, beh metto giù la fotocamera, dopo ti dico, aspetta. Fermo là in il sedile tranquillo. Ah cazzo, qua c'erano i camion, vabbè ma io sono grosso, passo lo stesso
nel posto dei camion. No, vedi, tutto a posto, però qua c'è scritto stop polizia, fa vedere, forse qua c'è da fermarsi, sì, vediamo qua. No, beh, mi hanno solo chiesto la carta d'identità, neanche chiesto la patente, i documenti del camper, niente, e solo se ero da solo e basta. Sì, a gesti, perché no, non parlavano inglese, non parlavano italiano. Slovenia, ragazzo, percepisci la slavitudine? La percepisci? E no, non devo andare al travel free shop, vedo se riesco a ciullargli il wifi. Tutti i cartelli che trovi in giro con scritto Fil Slovenia in realtà significa percepisci la slavitudine. Allora qua, percepiscila, la stai percependo. Percepisci bene, però, percepisci le collinette, i colori slavi, vedi, tutta la roba slava qua, percepiscila. Oh là. Anche gli orsi qua, cioè vuoi che non ci siano orsi qua, tu non li vedi, ok, ma devi percepirli, quindi percepisci anche gli orsi. Guarda qua un altro con la roulotte a forma di camper, percepiscilo. L'hai percepito? Seppur col nuvolo percepisci anche tutte ste vallate, percepiscile, non percepire che Zingano taglia così le curve, non c'era nessuno, percepisci le vallate, no? Dai, che te. Che strade, ragazzo, che goduria, mamma mia, il tempo è quel che è, il nuvolo, però guarda, mamma mia, che figata, cazzo, è quello che piace a me, cioè pianura, un po' di collina, vabbè, e strade sicure, cioè non strade che ci lasci la vita, quello intendo, ecco. C'è un esaurito dietro col camioncino che suona, ma io sono anche ai 70, cioè non ho capito, devo andare ad ammazzarmi per te. Ma vaffanculo, sorpassa, cazzo, se vado piano. 1,355 il gasolio in Slovenia. Pensavo molto meno, sempre meno che in Croazia, per carità, e ovviamente che in Italia. Però sì, peccato, insomma, mi dispiace, quindi no, col cavolo che faccio il piano, farò 20-30 euro. Guarda un camper furgonato un po' bicolor, hai visto? Forte? Bene, ragazzo, sono quasi arrivato al confine con l'Italia, quindi per fare i conteggi poi di quanto ho speso di gasolio, adesso ho mezzo pieno e che quindi ci arrivo più che abbondantemente a Jesolo, diciamo, e quindi non terrò conto del rifornimento che faccio adesso in Slovenia, che lo faccio solo esclusivamente perché costa meno. No, dai, 1,292, faccio un po' di più. Saluta l'Italia, eccoci qua. Minchia che brutta dogana che sa, proprio da Poretti, se fa anche brutta figura in giro per il mondo, va bene, dai. Oh, finalmente un po' di deturpamento dopo tutta quella natura. Oh, e anche qualche chilometro di coda per l'uscita, anche quella mi mancava, porca miseriazza. È che d'altronde io una volta mettevo evita pedaggi, sì, ma anche evita autostrade su Google Maps, no? E adesso gli ho messo solo evita pedaggi e purtroppo mi fa fare anche sta robe. Dovrò rimettere anche togli autostrade, perché sennò dopo vedi una roba che mi fa arrabbiare. Allora, tutti in coda, no? Perché c'è una coda chilometrica e i furbi che arrivano, no? Tutti sparati e dopo si buttano all'ultimo dentro, e non ho capito, sono i più importanti loro, gli altri sono stupidi, cioè veramente è una mancanza di rispetto che fa veramente girare le palle. Qui in zona Duino, per le persone anziane che potessero essere interessate, c'è il museo della cantieristica, più o meno sotto Gorissia, quindi si salutano gli amici di Gorissia. Percepisci il clima di Gorissia, no? Percepiscilo, dai. Basta, ora non sei più in provincia di Gorissia, basta, è finito tutto, è finita la festa, tutti a casa, adesso sei sopra il fiume Isonzo, aratelo, aratelo e ara anche di qua, ecco, riprese un po' così, ma d'altronde sto guidando l'abitazione. Il distributore è dove avevo fatto la prima foto al mio camper appena l'avevo preso, beh, che bei ricordi. Breve storia triste, sono tornato in Italia e piove, non si può. Ti anticipo che non farò il video di quando scendo e vado dal CP perché
devo vivermi il momento, devo spupazzarmela di cattiveria. Oh, guarda la scioretta col 126, esistono ancora i 126 intendo, no sciorette. Io avevo questo motore qua nella mia 500, avevo prima 650, poi non riuscivo più a farlo andare e allora ho preso un 600. Oh, non ho mai sbagliato strada, fino in Grecia, andata e ritorno, la sbaglio qua a Bibbione. Porca troia, oh, sono terribile. Vabbè dai, così ti guardi il cavallo, dai, guarda il cavallo. Ciao cavallo, guarda quanti cavallo, a lei mi piacciono i cavallo. HP